Fare del bene al prossimo avendo cura di noi stessi, degli altri e dell'ambiente. Un presente che pensa al futuro. Avis e Legambiente Veneto insieme nel progetto Green Blood, 9 mesi di formazione e cittadinanza attiva. 500 ore dedicate al volontariato, più di 1000 persone coinvolte tra genitori, insegnanti e ragazzi dai 14 ai 17 anni. Sono state coinvolte le scuole, hanno portato avanti dei progetti in parallelo per quanto riguarda l'ambiente, quindi il loro futuro e anche la donazione del sangue, che è comunque un tema di solidarietà. Rappresenta quello che già tanti volontari hanno nelle loro corde, cioè quello di essere disponibili non solo a donare il proprio sangue o il proprio tempo, ma a fare entrambe le cose perché credono nel volontariato come strumento di cittadinanza attiva. Per i ragazzi 20 laboratori Avis e Legambiente per un totale di 380 ore in classe, per gli adulti 60 incontri per un totale di 120 ore di formazione. Il tutto grazie all'apporto di Rosaria Milani, psicologa e psicoterapeuta di Green Blood, che ha seguito l'iniziativa insieme alla collega Elisa Massimo. Come lasciamo l'ambiente alle generazioni future, come possiamo aiutarci per avere un sistema sanitario che sia in grado di curare le persone e come anche condurre uno stile di vita sano e in modo da poter aiutare gli altri. Il progetto ha portato grande entusiasmo all'interno degli istituti scolastici. I nostri formatori, insieme ai formatori di Avis, hanno creato le condizioni per un protagonismo da parte dei giovani molto interessante, per la creazione di prodotti, oltre che nell'animazione e nell'attivazione territoriale in attività di pulizia, di conoscenza, piuttosto appunto che di dono, e questo ha creato delle prospettive che secondo noi possono mettere le basi per una collaborazione che prosegua.